Sindaco, questa mattina come si è ripartiti? Si è ripartiti con la voglia di fare, con tantissima partecipazione cittadina, con tantissimi problemi. La voglia ce l'abbiamo, il senso di responsabilità anche, non c'è neanche da dormirci un minuto, ma bisogna ricominciare. Oggi una buona notizia c'è, i ragazzi sono ritornati a scuola, le scuole sono aperte, noi siamo partiti un'ora dopo, siamo ripartiti per la pulizia e per la messa in sicurezza. Questo è il nostro obiettivo primario. È possibile fare un calcolo dei danni? Quanti problemi avete avuto in città? Enormi, danni ingenti, sarebbe superficiale e non sarebbe corretto parlare di numeri, però parliamo di realtà. Io Rapallo la conosco benissimo, Rapallo è in forte sofferenza. Una cosa sola chiediamo, la chiediamo fortemente: lasciateci lavorare, poca propaganda, tanta voglia di fare, deroga del patto di stabilità subito e la possibilità di utilizzare le nostre risorse per partire domani e rifare la città. Ci può fare un elenco dei problemi più gravi, dalle frazioni al mare? San Michele di Pagana, primario, via Venaggi, primaria, danno ambientale enorme nel nostro golfo. Salvare il porto. Porto Carlo Riva per noi è una risorsa, non tanto per il porto, per i privati, ma soprattutto per la protezione che dà. Quindi dobbiamo ricominciare, ma subito. Questa notte siamo di nuovo in allerta. Ieri il mare ha invaso la passeggiata e le attività, oggi la città è sul lungomare, Sì, è così? Sì, la città è sul lungomare, abbiamo lavorato tanto per la messa in sicurezza del territorio, ma qui non è il territorio, qui non è la montagna, ma qui è il mare, che è una forza naturalmente. Qui non ci sono responsabilità, questa volta non ci sono responsabilità da parte di nessuno, c'è solamente la natura non la fermi. Il porto aveva già avuto un lavoro importante di messa in sicurezza, però non è bastato evidentemente. Non è bastato, io non sono un ingegnere idraulico, ma dicono che la forza di queste onde corrisponda a più di un treno a massima velocità contro un corpo statico fermo. Di conseguenza immaginatevi la forza che ha avuto queste onde, sono onde di 10 metri, 11 metri.